Dalla notte all'alba, sabato drammatico sulle strade della Marca. Poco dopo l'una, in via Vallorgana a Castelcuco, una Volkswagen Polo con 3 giovani a bordo è finita fuori strada andando a schiantarsi contro un muro di contenimento. Alla guida c'era un 25enne di Asolo, accanto a lui un ragazzo di 16 anni sbalzato fuori dall'abitacolo a causa della violenza dell'impatto. Entrambi sono stati soccorsi dal SUEM 118 e trasportati d'urgenza all'ospedale Cafoncello di Treviso, dove si trovano ricoverati in prognosi riservata. I ragazzi scendevano da Possagno in direzione Castelcuco e purtroppo forse gli è sfuggito il controllo della macchina stessa, tanto da invadere la corsia opposta e andarsi a schiantare contro, il muro di contenimento della collina. Fortuna vuole, tra virgolette, anche che non vi sia arrivato qualcuno in senso contrario, altrimenti la cosa potrebbe avere avuto dei connotati ancora più gravi. Meno gravi le condizioni del terzo passeggero, un ventenne seduto sul sedile posteriore. Inizialmente portato al pronto soccorso di Montebelluna, è stato poi trasferito a Treviso per ulteriori accertamenti ortopedici. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Tra le ipotesi al vaglio, l'alta velocità e un possibile malore del conducente. La strada è nota per la sua pericolosità. Quello che voglio consigliare a ognuno che vi transita è il fatto di assolutamente pensare di transitarvi nei dovuti modi con una velocità che sia adeguata. La mattina è stata segnata da un altro grave sinistro. Alle 7:20 lungo la Feltrina, all'altezza di Biadene di Montebelluna, 2 auto si sono scontrate frontalmente. Uno dei veicoli è finito in un fossato a bordo strada. A riportare le conseguenze più serie è stata una ragazza di 19 anni, trasportata in elicottero al Cafoncello in condizioni gravi. Ferito in maniera più lieve il conducente dell'altra auto, un 25enne, accompagnato in ambulanza all'ospedale di Montebelluna. Ho sentito una grande botta questa mattina. Siamo usciti, c'era già tante persone che aiutavano. I soccorsi sono venuti molto veloci. Spero che queste 2 persone coinvolte, si rimettano presto. Per i rilievi è intervenuta la polizia locale, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area. Secondo i residenti, in questo tratto di strada gli automobilisti schiacciano troppo sull'acceleratore. In questa strada corrono troppo veloci. Che provvedano, può essere anche messo un solo autovelox